Domenica 22 marzo, 26esima giornata di campionato, ritroviamo la vittoria sul campo di casa. In cima alla classifica ci sono 7 squadre in 4 punti, sarà un fine campionato veramente appassionante. Dirige l'incontro il signor De Bretti, assistito dai signori Lastur e Fietta. Col fischio dell'arbitro comincia il primo tempo, la battuta del Dossobuono. Prima fase di studio fra le squadre e retropassaggio per Albertini, lungo lancio e discesa del Dossobuono che si conclude con questo tiro di Olioso che va alto sulla traversa. Replica del Santa Lucia, Varano scambia con i compagni, poi Peritore lancia per Pasini, il suo tiro attraversa tutta l'area e si perde sul fondo. Le azioni si intensificano, Varano lancia soave ma è anticipato da un difensore che mette a lato. Continuano gli attacchi del team, scambio Peritore Nardi, poi la mette per Pasini che la passa a Nardi, cross che finisce fra le braccia di Albertini. Ed è ancora Santa Lucia, rimessa di Arduini per la testa di Soave, colpo di testa che finisce sulla parte superiore della rete. E si rivede il Dossobuono nell'azione più pericolosa del primo tempo. Olioso è lanciato sulla destra del campo, si libera di Viola e la mette per Chontos, gran tiro che Peritore para a terra. Azione Arduini Viola che si lancia in avanti, la mette per Ambrosio per Nardi che serve Varano, il suo tiro ribattuto finisce in calcio d'angolo. E arriviamo a rete con questo calcio d'angolo, battuta di Ambrosio, deviazione di Badia e gran gol di Arduini. Alla ripresa è ancora il Santa Lucia che attacca, Pasini lancia Soave che viene sgambettato in area e cade, l'arbitro concede solo una rimessa da calcio d'angolo. La rimessa di Ambrosio è deviata dalla difesa in fallo laterale, ma sulla rimessa di Peritore per Varano si prepara il tiro e spara una bordata che si insacca per il 2-0. Alla ripresa è sempre Santa Lucia che domina il gioco, rimessa da calcio d'angolo di Varano per la testa di Nardi che la mette al centro dell'area, rovesciata di Badia, la foto mostra che non c'è nessuno in fuorigioco, l'ha visto solo l'arbitro, poi Peritore insacca ma il gol viene annullato. Ed è ancora Santa Lucia, discesa di Peritore sulla destra del campo, scambio con Soave, stavolta il fuorigioco c'è e il gol viene giustamente annullato. Il Dossobuono non si vede, Ambrosio lancia per Badia che riesce a controllare, scambia con Varano, il suo tiro si perde a lato. E sul finale c'è questa azione personale di Fiero che riesce a portarsi al limite dell'area, la mette per Soave che viene pesantemente contrastato da Ferrari, cade per terra ma l'arbitro fischia e chiude il tempo. Dopo. Il secondo tempo comincia con la battuta del Santa Lucia, poi Arduini fa questo lungo lancio in avanti per Soave che la mette per Badia, Varano raccoglie e tira,
il suo tiro esce a lato. Prima sostituzione nel Dossobuono, Eimer lascia il posto a Zanolini. Azione del Dossobuono, Olioso combatte con Peritore sulla sinistra del campo, poi la palla arriva a Zanolini che la mette per Cantea che fa questo tiro che è alto sulla traversa. E ancora Dossobuono, Olioso perde palla, Zanolini recupera, scambia con Olioso che viene atterrato in questa maniera, il Dossobuono ottiene una punizione. Sostituzione nel team prima della battuta, entra Olivieri ed esce Peritore. Battuta della punizione perfida, Cantea parte e Multari batte, la palla passa tra i guanti di Peritore. Bel gol che riapre la partita. Alla ripresa abbiamo l'occasione di rimediare subito con questa punizione che viene concessa per questo fallo su Badia al limite dell'area. Olivieri si porta alla battuta, stavolta non c'è il miracolo, la palla supera la traversa. E nuova sostituzione nel Dossobuono, Ferrari lascia il posto ad Aricam. E nel Santa Lucia è Porcelli che prende il posto di Badia. Sono in tribuna, faccio fatica a capire cosa succede in campo, ma a un certo punto si è visto l'arbitro espellere un giocatore dalla panchina del Dossobuono. E la partita prosegue con questa azione del Santa Lucia. Nardi, Porcelli, Varano che si lancia verso la porta, la mette per Soave ma c'è fuori gioco, l'arbitro ferma l'azione. E su questa ripartenza del Dossobuono Ambrosio ruba palla, si lancia verso l'area, la mette per Varano, gran cannonata che Albertini mette a lato. Adesso è Ghirigato che si prende il giallo, qualche discussione, poi la partita riprende con questo cambio del Dossobuono. Esce Cantea e dentro Emanueli. E poco dopo c'è un passaggio di Pasini per Fiero che lancia Porcelli sul filo del fuorigioco, evita il portiere e dalla destra del campo fa un cross per Soave che non ha difficoltà a metterla dentro. È qualche settimana che non si vede una vittoria in casa, stavolta la tribuna festeggia. Alla ripresa il Santa Lucia dilaga, Varano prende palla e si porta al centro dell'area, la mette per Porcelli che la spara sul portiere, poi la difesa libera. Il Dossobuono si vede ormai raramente verso la porta del Santa Lucia, questo tiro supera ampiamente la traversa. Siamo verso la fine della partita, il Santa Lucia fa le ultime sostituzioni, Arduini lascia il campo di gioco e lascia il posto al giovanissimo Prota. E proprio da questo passaggio di Prota per Porcelli inizia questa azione. Porcelli la mette per Nardi che serve Varano sulla sinistra del campo, altra cannonata che Albertini mette fuori. E ultimo cambio anche nel Dossobuono, che Rubini lascia il posto a Isolani. E su questa punizione battuta da Multari c'è un batti-ribatti, poi un buon passaggio di Viola per Prota che parte, resiste alle cariche dei difensori, poi scambia con Soave e dalla destra del campo fa questo Eurogol che ci porta sul 4-1.
Siamo veramente alla fine, vediamo le ultime escursioni del Dossobuono verso la nostra porta, nessun problema per i nostri difensori. Dopo questa ripartenza di Albertini fermiamo l'azione con questo fallo, ma non c'è tempo per batterlo, l'arbitro fischia e chiude la partita.